Non decisivo come l'arrivo di tappa del 2012, nemmeno importante come la partenza della cronometro lo scorso anno. Oggi Treviso è stata solo semplice transito per la corsa rosa, ma un denominatore comune è balzato agli occhi di tutti. Quando Treviso incontra il Giro, piove. Sembra di sì, perché ha piovuto sempre ultimamente a metà maggio quando è passato qui il Giro. Solo Pantani, quella volta che ha fatto la cronometro, c'era un sole bellissimo. Ma tant'è, il Giro è il Giro e il suo passaggio, anche solo per pochi secondi, cambia la routine, incontrando tanto il favore degli appassionati quanto la disapprovazione degli altri. Fra questi da annoverare gli imbottigliati sul put in zona dal Negro, dei quali possiamo indovinare l'ira. Pochi metri più in là, nella zona transennata, camminiamo su strade tanto deserte da sembrare surreali, come neanche una domenica ecologica riesce a fare. Questo è il put su viale Nino Bixio alle 13:30. Si sta benissimo, si sta. Quindi ben venga il Giro? Ben venga il Giro. E se fosse così tutti i giorni respireremo anche noi. Di qui, tra pochi minuti, passeranno i corridori. Per la cronaca, a mettere le ruote davanti a tutti a Bibione sarà il tedesco André Greipel, con la maglia rosa salda sulle spalle di Bob Jungels. Ma a noi, qui a Treviso, spettatori di passaggio, interessa concentrarci su un aspetto spesso trascurato. Già, come scegliere il posto migliore per osservare il passaggio del gruppone? Ognuno ha la sua strategia. Perché siamo attaccati qua da casa. È un punto strategico. Siamo in curva. Loro vengono dalla parte qui dello stadio, affrontano la curva, poi si allargano, allargandosi vanno tutte sulla parte lì, del fiume lì. È un po' pericoloso qui. Infine, dopo tanta attesa, passano i due fuggiaschi di giornata e un paio di minuti a seguire ecco il gruppone sfilare davanti Porta San Tommaso, ribattezzata per l'occasione Curva Pinarello.